Vi informo che AIFA ha dato l'ok alla sperimentazione e quel farmaco che vedete da 24 ore, del quale si parla in un video che gira dappertutto, che dice guardate i giapponesi hanno questo farmaco, adesso girano, sono tutti contenti. Serve o non serve? Verrà sperimentato anche questo in Veneto e spero che da domani si possa iniziare. Potrebbe quindi partire già nelle prossime ore proprio in Veneto la sperimentazione del farmaco giapponese che aiuterebbe a curare i sintomi del coronavirus, medicinale che già sta dividendo la comunità scientifica. Il condizionale quindi è d'obbligo, così come la cautela. Intanto il video del farmacista romano che da Tokyo ne decanta le lodi ha fatto il giro del web e acceso speranze. Nel momento in cui 2 settimane fa si sono resi conto, hanno cominciato a fare la sperimentazione su alcuni casi, nel senso hanno provato a dargli alcuni casi di coronavirus e si sono resi conto effettivamente che funziona alla grande, la gente ha ripreso a vivere, non solo si è tolta le mascherine, prima la avevano tutti avevano la mascherina. Nelle prossime ore per l'ok definitivo si riunirà la commissione tecnico-scientifica di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui è presidente lo stesso Domenico Mantoan, numero 1 della sanità veneta. È stato lui, dopo Zaia, a entrare nel dettaglio. Domani mattina la commissione tecnico-scientifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trials clinico di questo nuovo farmaco, il Favipiravir, lo devo leggere perché è un altro nome incredibile, che questo farmaco antivirale usato in Giappone. Fatto l'annuncio, però, è stata la commissione tecnica scientifica di AIFA a spingere alla cautela con tanto di nota stampa, dicendosi pronta ad adire le vie legali contro le fake news e confermando che il farmaco non è autorizzato né in Europa né in USA. Insomma, vietato coltivare troppe speranze, l'ultima parola va alla scienza, ma non c'è solo il farmaco giapponese, diversi sono i medicinali in via di sperimentazione come quello contro l'artrite reumatoide che si sta già verificando anche negli ospedali veneti. Più in generale lo stesso Mantoan parla di una semplificazione delle procedure. Su questo il governo ha dato un input molto importante perché ha stabilito che tutti i trials clinici, tutte le sperimentazioni che si fanno sul coronavirus sono autorizzate da Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e autorizzate dall'unico comitato etico che è quello dello Spallanzani. Quindi in questo modo i tempi sono stati molto velocizzati.